L'Istituto Rita Levi Montalcini si prepara al nuovo anno scolastico con le iscrizioni che partiranno il prossimo giorno 21. Ecco, ne parliamo con il dirigente scolastico dell'istituto. Sì, a seguito della rideterminazione del calendario per l'iscrizione da parte del Ministero, le iscrizioni partiranno dal 21 di gennaio, si concluderanno il 10 febbraio e quindi noi siamo pronti per accogliere i nuovi alunni, le famiglie, per dare loro consapevolezza del nostro percorso formativo che già stiamo mettendo in atto. Parliamo dei plessi, voi avete tanti plessi dislocati, diciamo, nelle parti strategiche della città. Sì, ci sono diversi plessi dislocati alla zona del Villaggio Mosè dove c'è la sede centrale, poi abbiamo un plesso scuola primaria proprio nelle vicinanze per proseguire via dei Fiumi dove ci sono la sezione della scuola dell'infanzia, scuola primaria e arriviamo fino alla parte diciamo di San Leone dove anche lì abbiamo delle plessi di scuola primaria e scuola dell'infanzia. Ripeto, abbiamo un'ottima offerta formativa da dare ai nostri discenti e da questo dico, siamo prestamente consapevoli del fatto che diamo un'offerta formativa ampia e diversificata ai nostri alunni, atteso che sono già in corso diversi progetti del PNRR come progetti riguardo alle STEM e i progetti lingua inglese. Ecco, parliamo anche di attività didattiche e non solo, voi fate anche tanti progetti relativamente allo sport, al benessere, alla cultura, ecco, tutte cose sicuramente interessanti per i vostri alunni. Sì, sicuramente noi siamo aperti a 360 gradi, nel senso a tutte le attività formative proponiamo ai nostri ragazzi per allargare sempre più il loro scibile e di questo, ripeto, si va fieri perché c'è un corpo docenti molto preparato e professionale, seguito dagli uffici di segreteria anch'essi preposti allo svolgimento di tutte queste attività e quindi tutto questo, dico, c'è un personale ATE docente veramente di primo piano.